in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Un paese povero del grappa sotto la pioggia che dà il via alla nuova puntata di Agricoltura Veneta, una puntata dedicata a questo maltempo e al riflesso che ha il maltempo sulla produzione delle olive. Per quello siamo a Povo del Grappa, che è uno dei luoghi dove c'è la produzione dell'olivo veneto, dell'olivo che dà l'olio veneto. Allora siamo venuti al frantoio della cooperativa Monte Asolone e troviamo la responsabile Michele Alberton. Buongiorno. Senta, qui intanto quanti sono i soci conferitori? Allora, qui abbiamo circa 570 soci produttori, conferitori un po' meno perché dipende dai quantitativi di olio che producono, chi ha la possibilità di lasciare la cooperativa. Ecco, di tutti questi che voce c'è insomma su questa stagione? Allora, sicuramente un po' di allarmismo visto le condizioni climatiche, però bisognerà vedere l'evolversi nei prossimi giorni. Senta, giusto per capire, rispetto all'anno scorso, che cosa vi aspettate? È stata una grande stagione quella dell'anno scorso? Sì, l'anno scorso eccezionale, penso bisognerà ricordarla nella storia. Quest'anno sicuramente sarà molto meno della metà della produzione dello scorso anno, anche perché bisogna considerare che potrebbe essere l'anno di scarica, perché l'anno scorso hanno prodotto tanto le piante e fanno un anno sì, un anno no. Va bene, allora ringraziamo la responsabile del frantoio, adesso noi ci vediamo i titoli e poi ci trasferiamo a Solagna per sentire un produttore. Pioggia e temperature sotto la media stanno ritardando la fioritura degli olivi. A Pove del Grappa e ad Asolo i commenti dei produttori che ricordano anche gli antichi proverbi oleari legati alle mignole, ovvero alle infiorescenze olearie. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha disposto che lo stato di crisi per il 5 e il 21 maggio scorso sia esteso anche agli eventi meteorologici delle ultime ore. Il presidente è tornato a sollecitare il governo affinché, considerata la gravità della situazione dell'agricoltura anche a livello nazionale, possa essere adottato uno specifico provvedimento di emergenza per il settore. La nuova Castelli, principale esportatore di parmigiano reggiano nel mondo, sarà acquisita dai francesi del gruppo Lactalis Italia che già detiene la Parmalat. Sconcerto dal mondo lattiero caseario veneto che chiede di difendere uno degli ultimi simboli del nostro Made in Italy. Più poteri ai sindaci nella gestione dei trattamenti in viticoltura. Ogni comune potrà intervenire su distanze per gli impianti, ma anche su giorni ed orari di irrorazione. Le indicazioni dalla regione, che sottolinea però come i segnali più importanti in tal senso stiano arrivando dagli stessi viticoltori. Orti di casa a rischio col maltempo, ma dal nostro agri-giardiniere il suggerimento per un pratico orto mobile riutilizzando vasi e contenitori da tenere sul balcone o in terrazza. Dalla sgranatrice, che sembra un tirapugni, alla macchina per separare le cariossidi dal tutolo. Con Aldo Cescon ricordiamo uno dei riti contadini quando c'erano i topi da granaio, ma non quelli d'appartamento. E continuiamo la nostra discussione con un tecnico responsabile dell'olivo, ma soprattutto responsabile della Coldiretti di zona, ovvero Carlo Grandesso. Intanto buongiorno. Insomma, questo maltempo che cosa indurrà, soprattutto in primis? Ma avevamo dei sospetti importanti nel primo periodo, quando effettivamente eravamo in crisi d'acqua. In questo momento l'acqua è arrivata, forse anche un po' in maniera pesante, predominante. L'unica cosa da controllare in questo periodo sono le eventuali infezioni fungine che potrebbero partire sull'olivo. E quindi ci sono dei trattamenti che sono già previsti? Sicuramente un intervento a base di prodotti rameici, perché l'occhio del pavone, quindi il cicloconio eccetera, potrebbe essere in agguato. Cosa può fare la regione secondo lei per questa situazione dell'agricoltura veneta? Logicamente in una situazione del genere la vedo abbastanza difficile, perché è una situazione completamente dedita, diciamo, a eventi calamitosi, quindi se ci fosse la possibilità di invocare anche una calamità, ecco, questo non sarebbe del tutto negativo, ecco, per quanto riguarda gli agricoltori. E proprio per questo adesso ci sentiamo cosa ha risposto il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla nostra Valentina Visentini.
Io penso che sia fondamentale, giunti a questo punto, che a livello nazionale si apra uno stato di emergenza nazionale per l'agricoltura. L'agricoltura sta pagando pesantemente questa partita, una partita che non si risolverà con un raggio di sole. Ormai la primavera se n'è andata, quindi vuol dire orticole, colture a pieno campo, frutticole, vigneti come nel nostro caso assolutamente si mettono a repentaglio le produzioni. E siamo con un produttore, Roberto Ferracin, siamo in prima linea nel vero senso della parola per quanto riguarda il maltempo e gli olivi. Roberto Ferracin, come vedete insomma questo maltempo e come sta andando questa stagione? Per quanto riguarda l'olivo, lo storico, diciamo il tradizionale, è un po' in ritardo, quindi aspettiamo a vedere i frutti come escono. Invece l'intensivo, che è un esperimento nuovo in zona, è già avanti di 20 giorni come fioritura, quindi proprio sarà questione di ore a vedere i primi fiori, a capire se rimangono attaccati e se poi ci sarà la produzione del fiore, insomma. Ecco, proprio, tra l'altro li vediamo qua, questa è una coltura intensiva. Questo che tipo di olivo è? Questo è un olivo di origine spagnola, già coltivato in Italia da 20 anni, che anche qui al nord proviamo a vedere se attecchisce, e io sono convinto di sì, perché quello che conta secondo me è il terreno e l'ambiente. Colpirà di più il maltempo o le malattie questa stagione dell'olivo? Credo il maltempo e malattie. Per quanto riguarda ad esempio questa pianta, io spero che, come dice la garanzia, resista alla rogna, che magari una tempesta può provocare. Le foglie vedo che sono ancora pulite, non hanno occhio di pavone o altre fitopatologie, quindi confido nella buona sorte. Qui da voi io sono arrivato ora, ho dato un'occhiata, ma mi sembra, sì, non è la campagna dell'anno scorso, ma questa naturalmente non si poteva ripetere, ma non mi sembra che ci siano danni per il discorso dell'olivicolo. La campagna è tutta da venire, perché ora ci dobbiamo passare i mesi luglio e agosto, dove sicuramente se arriva il grande caldo, poi attacchi di mosca, una cosa e un'altra, e lì ci potrebbero essere veramente i problemi. Insomma, è ancora tutto da vedere. È ancora tutto da vedere, è ancora tutto da vedere. Adesso noi ci fermiamo per le notizie, poi riprenderemo sempre qui da Povo del Grappa. Un altro pezzo di agroalimentare italiano che se ne va. La nuova Castelli di Reggio Emilia è leader nella distribuzione dei formaggi DOP italiani e principale esportatore di parmigiano reggiano nel mondo, di cui sforna circa 105.000 forme all'anno. La società sarà acquistata dal gruppo Lactalis Italia, che già detiene la Parmalat. I francesi hanno sottoscritto un accordo per l'acquisizione dell'intero capitale sociale della Castelli, detenuto per circa l'80% dal fondo di investimento inglese Charterhouse Capital Partner. Nel 2018 la nuova Castelli ha realizzato un fatturato di 460 milioni di euro, dei quali circa il 70% grazie all'esportazione. Proseguono le operazioni di ripopolamento ittico effettuate da Veneto Agricoltura il 31 maggio. Sono stati rilasciati quasi 7.000 esemplari di anguilla per un peso complessivo di circa 190 kg. Il programma di semina è stato effettuato nelle acque dei bacini dell'Adige e del Po. Il maltempo senza tregua ha compromesso la prima raccolta di fieno necessario per l'alimentazione di mucche e pecore nei campi finiti sott'acqua in gran parte del veneziano. Perso non solo il primo raccolto di fieno, ma quello nel momento della fioritura, che è il più ricco di nutrienti per gli animali negli allevamenti, che ora sono costretti a ricorrere all'acquisto di mangimi. E siamo tornati nel frantoio di Povo del Grappa, nella cooperativa Monte Asolone, perché? Perché adesso vogliamo parlare delle città dell'olio. Entriamo in questa nuova parte del frantoio dove troviamo l'oramai ex sindaco, visto che da qualche giorno è passato assessore, gli mettiamola così, Orio Mocellin, comunque volto di questa comunità e soprattutto membro delle città dell'olio. Grazie per essere con noi. Intanto, cosa sono le città dell'olio? Cos'è questa associazione? L'Associazione Nazionale Città dell'Olio, dove sono membro anche della Giunta e consigliere per il Veneto, ha la finalità di valorizzare i vari oli del Veneto, le peculiarità dei singoli oli, ma soprattutto la tutela dei produttori e la valorizzazione dei paesaggi olivicoli. Vediamo questa serie di botti. Queste serie di botti hanno vari proprietari, ma soprattutto permettono all'olio della cooperativa che viene imbottigliato, all'olio bio, all'olio DOP, di essere conservato, sottoposto alle varie analisi, ai disciplinari. E quindi qui dentro che cosa c'è? Tanto per avere un'idea. Sono pieni di oli di privati o della cooperativa, che sono stati già analizzati e quindi pronti all'imbottigliamento. Ecco, allora, ma la cosa particolare è che lei come sindaco cosa ha fatto? Proprio per valorizzare l'olio? Sì, per valorizzare l'olio, questi erano i locali del magazzino comunale. Siamo andati in affitto per permettere loro di allargarsi
ed è realizzare anche locali di imbottigliamento e di stoccaggio per chi viene qui per farsi filtrare e lavorare il proprio olio. Grazie a Olio Murcellin, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi riprenderemo da un'altra località del Veneto, andremo sotto la Rocca di Asolo. Seconda parte di Agricoltura Veneta, quella che vedete è la piana trevigiana che guarda a Riese Pio X, a Castelfranco. Ci siamo trasferiti in questo maggio pazzo sotto l'acqua sulle colline asolane per incontrare una nostra vecchia conoscenza di agricoltura, ovvero Bruno Bernardi. Buongiorno, olivicoltore da sempre. Senta, come sta andando qua? Qua siamo anche fortunati perché l'acqua come arriva va giù, ma per chi è in pianura non penso sia uguale. Purtroppo quest'anno è un mese molto particolare, maggio. Pensate che lo scorso anno in questa giornata c'erano esattamente 30 gradi. La fioritura dell'olivo era in piena fioritura sviluppata, siamo ancora all'inizio, i fiori sono ancora chiusi. Queste sono le mignole, si chiamano dell'olivo, della varietà frantoio, che ha un'infiorescenza molto lunga. Di questi fiori dovrebbero aprirsi la settimana prossima, penso, spero. La produzione è già a rischio? La produzione è a rischio perché se noi ricordiamo un vecchio detto dei nostri genitori o dei nostri nonni, dicevano che la mignola, che è la fioritura di aprile, riempie il barile, la mignola di maggio solo un assaggio, la mignola di giugno solo un pugno d'olio, quindi speriamo che non sia vero questo proverbio. Bene, adesso noi ci fermiamo e sentiamo invece i consigli del giardino con Adriano Favaretto, poi torneremo perché parleremo invece di trattamenti. Il tempo continua a imperversare, non dando modo a chi ha problemi sull'orto, sulle campagne, di fare qualcosa, di mettere giù le piante, di seminare, eccetera, eccetera. Avevamo già anticipato la puntata scorsa. Ora cerco di darvi alcuni consigli di come si può fare un orto anche senza orto in pratica. Io qui ho preso alcune piantine da orto, in questo caso un pomodoro da insalata, quelli grossi. Ho già preparato col terreno concimato il vaso, lo metto dentro, però nel frattempo che la pianta cresce e sviluppa ci posso mettere anche dell'insalata. Man mano che il pomodoro cresce metteteci un palo tutore, un paletto. Io ho preparato invece da mettere del basilico perché serve sempre un po' di basilico, quindi ecco, metteteli su una fioriera così. Qui ho pensato anche a una zucchina. Eccola qua, una zucchina verde, lunga, solito terriccio, concimato, dentro, annaffiare, esposto al sole, eccolo qua. Mi sono permesso anche di mettere un cetriolo per chi piace. Solito buco, però qui ha bisogno di una frasca, come che si diceva, ben ramificata, perché sapete il cetriolo è un rampicante. Qui andiamo con una novità, gocciappa e teguine. E credetemi, quando sarà il tempo di raccolta ne avrete al bisogno. E intanto cerchiamo di andare avanti qua sta iom perché sennò qua il tempo non mi fa far niente. Abbiamo risolto quei primi ortaggi fatti per uso di casa in terrazzo o sul davanzale o sul marciapiede, perché in piena terra purtroppo ancora non si può. Buon lavoro, fatemi sapere i risultati. Bruno Bernardi, pioggia e allora i trattamenti per tenere sulle piante? Pioggia e se c'è anche qualche linea di caldo diventa un po' pericoloso perché potrebbe partire l'occhio di pavone, che è quella malattia causata dalla pioggia, dall'umidità eccetera, al quale l'olivo è molto sensibile. Possiamo dire che in questa zona abbiamo del vento, abbiamo dell'aria e quindi ci salviamo leggermente da questo, però noi per combattere l'occhio di pavone utilizziamo solamente l'ossicloruro di rame, che è un prodotto rameico naturale e storico. Ecco, qui invece siamo vicini a una pianta che è stata potata perché qui invece siete stati attaccati da un'altra malattia ben peggiore. Sì, allora questo è il cancro rameale, è partito l'anno scorso, ci ha colpito una trentina di piante, questa l'abbiamo tagliata e abbiamo lasciato ricacciare la pianta, infatti qua vediamo che piccoli germogli che sta ricacciando tutta e questa pensiamo di salvarla, ci vorranno 2-3 anni prima che inizi a produrre, però questa è ripartita. Adesso sentiamo l'assessore Giuseppe Pan per quanto riguarda invece il trattamento di fitofarmaci nei vigneti, a seguito anche di una manifestazione di 2 domeniche fa proprio nella zona del quartiere del Piave. Bisogna comunque dire ai cittadini che capisco le loro posizioni, ma devono capire le posizioni dei viticoltori e degli agricoltori che non si divertono certo
a spargere veleni in giro per i campi come fossero caramelle, ma sono i primi responsabili del proprio ambiente, i primi responsabili delle proprie coltivazioni, ed è chiaro che comunque una parte di loro sta andando verso sempre di più l'agricoltura biologica. Nel frattempo noi abbiamo anche approvato tutti i nuovi regolamenti che danno ai comuni la possibilità di restringere gli orari di spargimento di queste sostanze, le distanze rispetto ai luoghi sensibili come le scuole, come i luoghi pubblici, e quindi io dico anche ai sindaci attenzione al ruolo dei piani e dei regolamenti di polizia rurale. Bruno Bernardi, nei prossimi giorni dicono che il tempo migliorerà e ci sarà addirittura uno sbalzo termico. Cosa significa per le olive? Beh, speriamo sia graduale, altrimenti potrebbe portare dei danni. Comunque questo può portare anche a un'apertura dei fiori. Dobbiamo anche ricordare una cosa però, che parliamo di maggio come brutto tempo. Quella luna di maggio è ancora la luna di aprile, perché c'è un detto nostrano che non c'è venerdì santo al mondo che la luna di marzo non abbia fatto il tondo, quindi questa è una luna in ritardo, quindi dovrebbe essere dal punto di vista temporale ancora in aprile. E allora adesso sentiamo il generale Giancarlo Iannicelli, come sempre per le previsioni, per capire se pioverà il prossimo fine settimana. Finalmente, dopo settimane, potremmo dire, l'anticiclone delle Azzorre ha deciso di espandersi su di noi e di proteggerci. Finalmente, perché proprio per la mancanza dell'anticiclone questo mese sarà archiviato come veramente uno dei mesi dei maggio più piovosi e più freddi degli ultimi decenni. Però ora si cambia registro, abbiamo visto già gli effetti oggi con un cielo in prevalenza sereno, ma vedremo anche gli effetti nella prossima settimana. Prevediamo infatti ancora per i prossimi giorni cielo in prevalenza sereno. Naturalmente il caldo farà sì che si formeranno dei cumuli durante le ore più calde, magari sui rilievi, qualche cumulo che potrà dare qualche temporale, ma saranno temporali veramente di bel tempo. Per mercoledì dovrebbe esserci un peggioramento, ma dovuto proprio alla formazione di cumuli un po' più intensi, un'infiltrazione di aria un po' più instabile, ma nulla di più. E poi di nuovo buono fine settimana. Per domenica forse potremo avere un peggioramento, ma questo è tutto da confermare. Comunque l'importante è che ormai le condizioni sono cambiate radicalmente, e per il cielo sereno, ma soprattutto per le temperature. Infatti si prevedono ormai temperature anche al di sopra della media, minime intorno ai 16, 17, 18 gradi in pianura, massime che gradualmente dai 26-28 gradi arriveranno in settimana anche ai 30 gradi. Il mare sarà tra il poco mosso e localmente mosso. È tutto. E mentre vediamo un uliveto che sta aspettando di fiorire, Bruno Bernardi, lei è anche un volto del latte trevigiano e veneto. Intanto facciamo una camminata e andiamo verso casa, perché ormai stiamo andando verso le conclusioni. Il latte come sta andando? Beh, discretamente bene, possiamo dire, le previsioni sono buone. Il grana padano, che è il formaggio principe a livello nazionale, sta tenendo, lo stesso il parmigiano, e quindi di riflesso anche le nostre produzioni locali ne stanno beneficiando, e quindi i produttori stanno respirando un po'. Bene, proprio sul tema del latte adesso sentiamo un breve intervento di Terenzio Borga, presidente di Aprolav. In questo momento che c'è un calo di produzione a livello mondiale, sinceramente respirano anche gli allevatori italiani. Speriamo che duri questo momento abbastanza positivo, perché di una boccata d'ossigeno gli allevatori hanno sicuramente bisogno. Senta, calo mondiale o anche il fatto che adesso ci deve essere la tracciabilità del prodotto italiano? Diciamo che con la tracciabilità i trasformatori il nostro latte lo apprezzano di più, e a noi fa veramente piacere. C'è richiesta di prodotto nazionale, vuol dire che la gente si è messa in testa che non abbiamo solo la qualità, ma soprattutto la sicurezza alimentare. E per le conclusioni, mentre vediamo gli olivi e continua a piovere qui nell'Asolano, Bruno Bernardi, quando è che dobbiamo tornare per capire come andrà veramente la stagione? Beh, io penso che ci vorranno 15-20 giorni per vedere qual è la ragione e come si è comportata la pianta. Va bene, allora ci ritroveremo per sentire come va la stagione dell'olivo fra un mese, per essere sicuri. Senta, ma lei ha mai sentito parlare del modellismo agricolo? In maniera leggera, ma è una cosa che mi incuriosisce. E allora vediamo insieme un servizio che abbiamo realizzato a Spresiano su quelli che sono dei veri e propri presepi laici dell'agricoltura. Dopo, come sempre, i proverbi e soprattutto gli attrezzi agricoli di Aldo Cescon, con la testa e con le mani, e noi ci rivediamo la prossima settimana. Grazie Bruno Bernardi, grazie a tutti voi per l'attenzione. Questi era proprio a me vita da piccolo, che adesso non avendo più spazi della campagna sono pochi metri. Racconta così la sua passione per il modellismo agricolo, uno dei partecipanti all'esposizione organizzata dalla Pro Loco di Spresiano.
E lo spettacolo nel salone dietro la chiesetta storica della cittadina racconta da solo l'attenzione a volte maniacale per la ricostruzione in scala di luoghi ed oggetti della nostra civiltà contadina. Oggetti identici sine minimi particolari agli originali. Guardate le rifiniture di questo vomere, frutto non solo di passione ma di una straordinaria manualità. Qualcuno forse superficialmente li considera giochi per bambini troppo cresciuti, mentre in realtà sono per certi versi un disperato tentativo per non cancellare la memoria di un tempo. Ecco perché accanto a questi straordinari oggetti ci sono dei veri e propri presepi laici dedicati alla civiltà contadina. Così come per il periodo natalizio ci sono i figuranti, alcuni semoventi, per raccontare come si segavano i tronchi, altri fissi per un rito oramai scomparso nelle nostre aie, quello del sacrificio del maiale. E ammirando queste opere si capisce quale sia la forza che spinge questi appassionati a spendere il proprio tempo per creare queste composizioni. È la fede incrollabile per quei valori e quella vita che in fondo sono ancora le solide radici della nostra civiltà. Buongiorno signori, che sia una settimana buona quella che viene, in cui parlo dei panocce. Vatti sapere che a ottobre si andava da Scartosale, si buttava sul cesto, dal cesto il sacco, dal sacco sul rimorchio e portavamo a casa. E dopo mettevamo sul granel, altri 50 cm da terra. E andavamo a girare ogni 3-4 dì perché si sugasse, perché già te portai in casa verde. Però quando arrivavamo in primavera bisognava preparare il granel per mettere i cavalieri. E anche perché il suo turco aveva bisogno di essere abbattuto, sgranà, perché se no nasce tutte le paioe, se guardi qua che tutti quanti i busetti sul gran, perché si sono nate le paioe. E ora, una volta che c'erano queste macchine qua, te sgranai a mano, se no te russai qua con queste, ma dopo si arriva qui col manico, e ora che era quello che menava il manico, quello che buttava dentro il panocce, quello che buttava il panocce sopra la macchina, quello che tirava via i bottoli, quello che tirava via il gran. E è un lavoro che vuoi a 5-6 persone. Ma la roba più bella era che quando arrivavamo sugli ultimi 7-8 quintali di panocce si cominciava a vedere i sorsetti che andavano su e su. E ora sera tutte le porte, c'erano tosatei, femmine, gatti, tutti sul granel. E quando era battuto le panocce, i sorsi erano tutti cresemai. Perché se ti asia si riproduce e stanno che vieni a morsegarti e dice quando che te dormi. E invece adesso cosa voglio che vi dica? I graneri si sparì e le conseguenze hanno che si pissosi sui graneri. Però già, perché ne sono venuti qui grandi da tutta l'Europa, che in cui si chiama topi da appartamento, li va in cerca di mangiare panocce ori. Non gli interessa niente della farina, io li va in cerca di schei e poi col gatto e qua scuola, come fate a fermarli? I danno a peai, te cupa, andiamo poi se ne trova qualcosa. Cosa voglio che vi digami? Quando che te has andare via il timone, diceva mio nonno quando che ero CEO, ricordate CEO, che se sono una famiglia mia aveva il timone del carro in mano, sempre duro perché se te muovi, è il carro va dove che vuoi. Adesso cosa voglio fare? I fattanti di i carri nuovi, i Sasaki non corre mettere che il timone, perché io sto andando dove che vuole, ognuno si aggoda e vede che c'è la balta. E io questo vi saluto, vi auguro una buona settimana, chissà che venga fuori il sole. E che Dio vi mandi buona, ma che ave ascolti e col timone in mano. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.